Si cerca di sottrarre il parco dallo scandaloso destino, gli operai al lavoro. Brutto inizio dell'anno scolastico ad Agrigento perché ci si scorda sempre di pensare in tempo ai problemi degli istituti con i ragazzi che rischiano dentro le aule. Quando il futuro Presidente del Consiglio venne ad Agrigento e parlò chiaro ai nostri microfoni. Buongiorno da TVA Notizie. Finalmente si lavora per ripulire ad Agrigento il Parco Icori grazie alla chiesa locale che ha sollecitato l'intervento per bonificare l'area. Un destino scandaloso quello del parco. Il servizio e le interviste di Arturo Cantella. Pulizie straordinarie stamani presso il Parco Icori all'Addolorata per un appuntamento straordinario che si svolgerà domenica prossima, la giornata del creato, iniziativa voluta dalla Chiesa Agrigentina che ha deciso di svolgere presso la struttura dell'Addolorata. Il Comune di Agrigento ha immediatamente risposto alla richiesta fatta dalla comunità cristiana con l'ausilio di 6 operai dell'ente sviluppo agricolo che stanno lavorando per renderla più fruibile. La struttura da diversi anni è chiusa e non usata. Proprio nei giorni scorsi l'associazione Mare Amico aveva lanciato un proprio video alla richiesta di chiusura con l'adozione di massi di cemento. La struttura, tra le varie ipotesi, potrebbe essere anche ceduta all'ente parco, essendo una zona confinante con la Valle dei Templi, in modo da poter anche organizzare dei concerti, essendoci sul posto un teatro che può ospitare fino a 4.000 persone. Su questo l'amministrazione sta seriamente riflettendo. Da parte nostra l'auspicio che si arrivi a una fruizione del parco Addolorata da parte dei cittadini agrigentini non più rinviabile in tempi certi. Abbiamo avuto la richiesta di Don Mario Sorce perché sta organizzando, domenica organizzerà una processione dalla sua chiesa fino a qui al Parco Icori proprio per la salvaguardia dell'ambiente. Mi è sembrato doveroso accettare questa richiesta e provvedere quindi alla bonifica di quello che si può fare o almeno per i luoghi che poi saranno poi fruibili alla cittadinanza. Ecco, è una zona bellissima, addirittura un'associazione ieri su tutti i quotidiani nazionali diceva che la zona va chiusa con delle sbarre di cemento, invece diciamo, c'è chi sostiene di affidarla a parco come zona diciamo, adiacente per rivalutarla. Ecco, lei come sindaco che idea ha? Io come sindaco mi auspico che tutto vada per il meglio, che si possa bonificare tutto, che si possa realizzare quello per il quale era stato naturalmente creato questo meraviglioso parco. Adesso non posso rilasciare altre dichiarazioni perché capite bene le difficoltà di un comune, le difficoltà economiche di un comune, quindi dobbiamo eventualmente trovare delle risorse economiche proprio col PNRR e se si può includere anche questa struttura nelle varie aree verdi comunali da ripristinare. Don Mario, allora parliamo di questa pulizia qui al Parco dell'Addolorata che ci sarà in occasione di un evento religioso, quindi abbiamo visto che il Comune prontamente ha risposto alla vostra richiesta in merito. Circa 15 giorni fa con Donaldo, che è dell'ufficio diocesano missionario, abbiamo pensato di vivere un momento diocesano che si celebra ogni anno, che è la giornata per la salvaguardia del creato, proprio qui ad Agrigento. Potevamo farla in qualunque altra città della nostra diocesi e provincia, invece abbiamo scelto il Parco dell'Addolorata perché in questo periodo estivo ci sono stati diversi incendi dolosi, potremmo dire, che hanno causato danni anche non solo alle piante e al bosco che c'è, ma anche agli abitanti, alle stesse abitazioni, con pericolo serio di persone ed animali. Quindi abbiamo pensato che salvaguardia è anche la giusta attenzione ai nostri parchi, a ciò che deve essere a disposizione della città, oltre anche ai nostri boschi che dovrebbero avere la giusta e adeguata manutenzione nella pulizia, perché prevenire significa anche questo. Siamo qui proprio perché il Parco dell'Addolorata, io penso, è un'opinione personale, ancora in uno stato che ci permette di recuperarlo.
con qualche sacrificio, con l'impegno non solo dell'amministrazione che invitata ha puntualmente risposto. Già 15 giorni fa eravamo venuti con il vice sindaco e l'assessore Vullo a fare un sopralluogo e ci eravamo detto che con l'adeguata pulizia, naturalmente se poi si dovranno fare altri eventuali lavori di manutenzione sarebbe ottimale per restituire questo meraviglioso parco alla città. Ci sono persone che vedo correre in mezzo alle strade, persone che passeggiano in mezzo alle macchine riempiendo i polmoni non tanto di aria pulita ma di smog, quando avrebbero l'opportunità di venire qui al parco, godere di questa meraviglia perché ha un panorama invidiabile con la valle e il mare, ma anche stare al sicuro in questo parco che, ripeto, naturalmente probabilmente ha bisogno di qualche piccola attenzione per essere restituito totalmente alla città. C'è chi fa la proposta di affidarlo al parco, essendo zona contingente vicino appunto al parco l'ente parco, insomma, lei che ne pensa? Questa sarebbe secondo me un'ottima idea, anche perché il parco potrebbe avere dei fondi che potrebbero aiutare in questo lavoro di manutenzione. Essendoci anche un teatro qui nella zona, quindi guarda, potrebbero esserci anche... Basta spostarsi qui sulla sinistra, c'è un anfiteatro con 4.500 posti e ogni anno si vanno a fare manifestazioni in altre parti della valle spendendo anche dei soldi per la struttura. Qui l'adeguata pulizia potrebbe restituire anche questo anfiteatro a un utilizzo più proprio e con un paesaggio invidiabilissimo da parte di tutto il mondo. Ecco, parliamo di questa iniziativa di domenica, questa iniziativa religiosa a cui invitiamo anche i tanti a venire. Sì, invitiamo tutti gli abitanti non solo della città di Agrigento ma anche dei paesi limitrofi, della provincia, chiunque è innamorato della natura, chiunque è innamorato anche delle passeggiate, perché assolutamente questo posto è un posto meraviglioso e che potrebbe dare tanto, insomma, alla nostra persona, e invitiamo anche ciascun cittadino a fare in modo che questo parco possa essere utilizzato per questi scopi e quindi non possa essere abbandonato a se stesso. Assessore Trupia, allora stiamo vedendo finalmente il Parco La Dorata pulito con degli operai volontari dell'ESA, perché domenica ci sarà un'importante manifestazione religiosa. Sì, anche noi vogliamo dare il contributo a questa manifestazione cercando di restituire parte del Parco della Dolorata alla cittadinanza. Abbiamo messo in campo tutto il nostro impegno e le forze necessarie per poter effettuare questa pulizia straordinaria, e la stiamo effettuando, è bene dirlo, senza costi aggiuntivi per la collettività, ma usufruendo delle convenzioni che noi abbiamo fatto ad esempio con l'ESA oppure con il Dipartimento della Forestale. Ecco, si può recuperare questa struttura? C'è chi parla di affidarla anche al parco. Ieri addirittura un'associazione ambientalista diceva di chiuderlo, di mettere dei massi di cemento perché la zona era veramente degradata al massimo, quindi questa può essere anche una risposta da parte dell'amministrazione comunale che è arrivata o che arriverà, diciamo, non in maniera sporadica, ma ci auspichiamo in maniera duratura nel tempo. Anche noi ci auspichiamo che queste operazioni di bonifica siano effettuate in maniera più frequente. Che il parco debba rappresentare una risorsa per la città è indubbio, sicuramente le difficoltà ci sono, è necessario che il parco venga rivista in una visione generale della città e vedere l'utilità, perché al suo interno ci sono tante potenzialità. È necessario che ci sia anche un intervento consistente da un punto di vista finanziario, ma poi bisogna anche trovare chi effettivamente gestisce, diciamo, tutte queste attività all'interno del parco. Purtroppo lo stato di abbandono in cui versa attualmente porta gli incivili ad effettuare degli scarichi incondizionati di qualsiasi tipo di rifiuto. La denuncia di Mare Amico noi la prendiamo, ma sicuramente non è da chiudere il parco Icori. Ecco, non si può pensare a un bando, affidare a qualche società, a qualche associazione magari?
Sì, questo lo si può fare, si possono andare a riprendere i vecchi progetti di project financing, mi ricordo qualcuno di qualche anno fa dove aveva ipotizzato di effettuare all'interno del parco tutta una serie di attività anche diciamo diverse, chi di commerciali, chi di spettacolo eccetera, però bisogna trovare questo soggetto unico che alla fine abbia in mano tutto il parco, tutta la gestione del parco, perché le potenzialità sono tantissime. Da oggi 30 settembre decade l'obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto, malgrado qualche resistenza da parte degli esperti. Ma è arrivata la comunicazione del Ministero della Salute che dispone la proroga di un mese per quanto riguarda le strutture sanitarie dove la mascherina sarà ancora obbligatoria. Per gli studenti del Politi di Agrigento arriva la solidarietà degli altri istituti scolastici. Corteo di protesta diretto in prefettura, vediamo. Allora, siamo al Politi, ora vi siete trasferiti nella sede staccata del Foderà, mi riferisco alla sede del via Matteo Cimarra, ma ancora continuano le proteste. Ecco, brevemente e sinteticamente qual è la situazione oggi e cosa chiedete? Allora, noi viviamo una situazione che ci vede divisi in 3 sedi, noi del Politi, e chiediamo una sede, la terza sede, che è quella dell'ex Majorana, che sia messa in sicurezza e che ci permette di svolgere regolarmente le nostre lezioni. Tra l'altro ci troviamo qui al Foderà, dove abbiamo delle classi vuote che non sono state date in gestione al Politi, e quindi chiediamo sicurezza e la disponibilità. Quindi voi chiedete sostanzialmente che tutte le sedi distaccate del Politi vengano raggruppate al Foderà in quanto c'è spazio. Al Foderà, perché c'è spazio. Ecco, ma chi decide questa allocazione? Questa è la provincia, sono i funzionari della provincia, il commissario, che quindi dovrebbe prendere una decisione, ma una decisione da prendere una volta per tutte, nella possibilità che noi docenti, gli alunni di questa scuola possono usufruire al meglio del diritto allo studio, ma il diritto allo studio in sicurezza. Non possiamo continuare a vivere in questo modo. La scuola ha fatto tanto, i dirigenti che nel corso degli anni si sono succeduti in questa scuola hanno fatto tanto, ora c'è bisogno di sicurezza. Ecco, sentiamo il parere di una ragazza. Salve. Allora, nome e cognome, gentilmente. Giulia San Filippo. Allora, Giulia, continua la protesta sostanzialmente. Frequento questa scuola da 5 anni ormai, diciamo 6, frequento questa scuola da 6 anni e viviamo in uno stato incerto, non abbiamo sicurezze, non abbiamo nessuno che ci ascolta, non l'abbiamo mai avuto. Adesso ci stiamo manifestando perché siamo stanchi, perché siamo stufi. Abbiamo vissuto in una scuola dove non possiamo andare in bagno, non c'è il bagno per noi, non c'è il bagno per le persone disabili che ne hanno veramente bisogno. Non possiamo manco usufruire della palestra, dobbiamo stare 5 ore nella nostra classe senza fare niente, senza poter fare niente, perché ci viene vietato, perché nessuno ci ha mai voluto aiutare. Adesso che stiamo manifestando per noi stessi. Noi abbiamo vissuto finora con dei tetti incerti, con dei tetti che appena arrivava un po' di pioggia si gonfiavano, c'erano veramente dei problemi, delle problematiche che vanno risolte, e io non dico che vanno risolte andando contro la legge, andando contro la scuola, andando contro la preside, ma andando per i nostri diritti, salvaguardare i nostri diritti. Abbiamo bisogno che qualcuno ripara ciò che c'è da riparare, non possiamo stare nella nostra classe a aspettare che qualcosa ci crolli, che qualche compagno si faccia male, ma soprattutto i professori, perché vivono in questo stato anche i professori, non viviamo nello stato solo noi alunni. C'è bisogno di essere protetti, perché se io vado a scuola per imparare, per capire qualcosa, ma perché devo stare in un luogo sicuro? Io ho bisogno di sicurezza, come ho bisogno dello studio, io ho bisogno della sicurezza. Salvatore Ferri.
Allora, sinteticamente, diciamo, continua la protesta, ma avete avuto solidarietà da parte di altri vostri colleghi, di altri istituti? Sì, altri istituti sono venuti qui a, diciamo, a manifestare, a supportarci con noi, tipo l'IPIA, come il Niccolò Gallo, gli studenti dell'IPIA, e diciamo che ritengono anche loro, come noi, che sia indispensabile avere una scuola sicura, delle classi, uno spazio libero dove fare palestra e fare la ricreazione, anche avere dei bagni liberi in tutti i piani e sicuri sia per i disabili, perché ci sono più di 12 disabili nel nostro plesso e comunque sono diciamo, importanti, perché non sappiamo come fare. Non sappiamo dove studiare, quindi stiamo continuando la protesta per fare il più possibile. Ecco, la conclusione al segretario Buscemi: continua la protesta, ora andrete in corteo, ecco, sostanzialmente qual è la situazione? Si parte dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco, i quali hanno messo su carta che non possono escludere il ripetersi di questi eventi che mettono a serio repentaglio la salute dei docenti, dell'apparato scolastico, dei ragazzi. Il dirigente scolastico ha chiuso, oltre a delle aule, anche 4 bagni su 6. L'aula degli insegnanti non esiste, hanno ritagliato un posto nei corridoi. Noi abbiamo qui 12 disabili, tantissimi di essi purtroppo disabili gravissimi. Solo 3 a piano terra e gli altri 9 nei piani superiori si ritrovano senza un bagno nel loro piano. Hanno chiuso anche la palestra, hanno chiuso anche gli spazi liberi dove si faceva la ricreazione. Va da sé che è una situazione vergognosa, quindi chi di competenza deve farsi carico di dare una soluzione seria, credibile, decente. Preso atto che noi abbiamo anche istituti che da anni, troppi anni, chiusi. C'è una classe dirigente che in questi ultimi 10 anni si dovrebbe vergognare di quello che non ha messo in campo per recuperare tutti questi istituti che per una ragione o per l'altra sono chiusi. Oggi noi ci spostiamo con questo corteo di tutti questi ragazzi che davvero va fatto un elogio, perché c'è la presenza non solo dei ragazzi del Majorana che sono vittime di questo disastro, ma stamattina si registra una cosa meravigliosa, la presenza di ragazzi di altri istituti che per solidarietà stanno partecipando alla protesta. Noi ci spostiamo al prefetto perché è rimasta una delle poche istituzioni serie, credibili, che affronta i problemi, non nasconde la polvere sotto il tappeto. Allora chiederemo al prefetto di mettere in campo un tavolo di incontro con il commissario del Libero Consorzio, che porta la responsabilità di garantire la sicurezza di questi locali, con il dirigente che non ha una situazione molto facile, perché poverina costretta da un lato a decidere se interrompere le lezioni o assumersi personalmente la responsabilità che qualcuno si faccia male. È una situazione davvero difficile, laddove bisogna trovare la risposta la migliore possibile. Quando Giorgia Meloni, il futuro Presidente del Consiglio, venne ad Agrigento e parlò di turismo. Vediamo. C'è bisogno di tutti, anche dell'opposizione, per far fronte al rincaro ulteriore della bolletta della luce. Giorgia Meloni lo chiede con forza all'Unione Europea per far fronte comune contro questa nuova stangata che attende imprese e famiglie. Il futuro capo del governo italiano si appella alla compattezza per dare le giuste risposte a chi si attende qualcosa di concreto. Insomma, sarebbe questa la ricetta di Giorgia Meloni sul fronte energetico. E a proposito di ricette, volendo rimanere in campo locale e parlare di turismo, vi proponiamo l'intervista che TVA ha realizzato nel 2017 proprio con Giorgia Meloni nella Valle dei Templi. L'augurio è che lei, adesso dall'alto del suo incarico, affronti anche tutto quanto di negativo ha riscontrato parlandone venendo ad Agrigento.
Sono problemi gravi mai risolti, problemi che si trascinano nel tempo e che sarebbe ora di risolvere, visto che si punta alla capitale della cultura. Intanto consentiteci di ricordare l'amico e collega Gerry Butera, autore delle riprese durante l'intervista. La sua ricetta per fare turismo? La mia ricetta per fare turismo è lavorare sulla tassazione, lavorare sulle infrastrutture, bloccare gli sbarchi e fare una promozione dei nostri gioielli che non sia lasciata, diciamo, al caso, ma che sia una delle priorità che si dà allo Stato nazionale. Ad Agrigento come si procede secondo quello che lei conosce? Ad Agrigento intanto il tema delle infrastrutture mi sembra un tema centrale. Questa è una città che ha uno dei più grandi siti, forse il più grande sito del mondo per estensione, archeologico. È un sito straordinario dove chiaramente verrebbero molti più turisti dei 600.000 che arrivano ogni anno se non ci volessero 2 ore dall'aeroporto più vicino, se ci fossero dei porti utilizzati non solo per far sbarcare gli immigrati ma utilizzati per aiutare il turismo. Sicuramente il tema delle infrastrutture è il tema qui centrale. Poi ovviamente insomma, io insisto sul fatto che bisogna aiutare gli operatori del turismo. Noi non possiamo dire a chi vorrebbe avere un albergo, a chi vorrebbe fare qui turismo di alta qualità: guarda, l'unica possibilità che ti diamo è quella di riconvertire il tuo albergo in un centro per l'accoglienza degli immigrati, come è accaduto anche nella provincia di Agrigento e in strutture straordinarie non lontane da qui. Io penso che bisogna sostenere queste eccellenze e penso che qui bisogna dare servizi oltre alle infrastrutture, perché noi il petrolio ce l'abbiamo, solo che noi non lo sappiamo estrarre. Il dirigente regionale in pensione Carlo Pecoraro è stato nominato commissario straordinario del comune di Aidone, in provincia di Enna. Sostituisce sindaco e giunta decaduti dopo le dimissioni del primo cittadino. Pecoraro resterà in carica fino alla prima tornata elettorale utile. Festa di ringraziamento di Forza Italia ad Agrigento. Arturo Cantella. Momento di festeggiamenti, quelli che si sono svolti ieri sera presso il Dioscuri by Palace di San Leone ad Agrigento, organizzati da Forza Italia per il brillante risultato ottenuto in provincia alle recenti elezioni regionali, che ha visto l'elezione degli onorevoli Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvo e al Senato quello di Stefania Craxi. È una festa di tutta Forza Italia e del Presidente Schifani. Noi saremo vicino al nostro territorio e speriamo di dare le risposte giuste e che sia la volta giusta. Si aspettava questo consenso forte ad Agrigento? Sì, perché c'era una squadra e classe dirigente veramente eccezionale e i fatti hanno parlato da sé. Ora ci vogliono i fatti, onorevole. Ha ragione, noi lavoreremo per i fatti. Onorevole, una bella vittoria, una campagna elettorale abbastanza articolata, impegnativa, che è coinciso col voto delle nazionali. Però alla fine Forza Italia è risultato il primo partito ad Agrigento con tanti consensi, ecco, se l'aspettava? Sì, ce l'aspettavamo perché abbiamo lavorato in questi ultimi anni proprio per fare una lista competitiva, per poter offrire a questa provincia una diciamo così, lista che fosse in grado non solo di rappresentare la provincia a livello regionale, ma di rappresentare la provincia anche a livello nazionale. Poi per questa legge diciamo del tutto anomala e particolare, paradossalmente chi vince non riesce a conquistare il seggio e quindi da qui il venir meno, diciamo così, di un'altra casella che poteva dare invece a questa provincia un ulteriore diciamo, rappresentante a livello nazionale. Siamo molto contenti, ringrazio gli amici che erano in lista con me e che proprio per questo diciamo, farraginoso meccanismo delle elezioni nazionali la lista non è potuta scorrere, quindi noi pensavamo che 3 di noi potessero in qualche maniera rappresentare la provincia, però restiamo io e l'onorevole Gallo alle regionali. L'impegno è quello di continuare a lavorare per il territorio come si è fatto in questi anni, per dare a questa provincia voce, per portare le istanze a livello regionale e quindi per poter dare risposte ai nostri concittadini. Quello di questa sera è una festa e così come c'è stato tanto da lavorare è giusto anche festeggiare e ringraziare chi ha permesso un risultato a 2 cifre. Si parla di lei di un probabile incarico assessoriale, cosa c'è di vero?
Ma io questo ancora non lo so, so che il presidente Schifani vuole 4 donne in giunta e poi sarà il partito a decidere, vedremo che cosa verrà fuori. Un risultato importante, avvocato, quello di Forza Italia in provincia di Agrigento, ma anche in generale quello ottenuto nella regione della Sicilia. Ma non solo in Sicilia, anche in Italia è stato un risultato pregnante che ha visto tra l'altro un impegno spasmodico da parte di tutti i simpatizzanti di Forza Italia, ma soprattutto ho visto un impegno importante, costante, con serietà, semplicità e capacità organizzativa di Riccardo Gallo, che ha avuto in provincia di Agrigento la capacità di portare il partito di Forza Italia ad essere il primo in provincia, contribuendo così a realizzare il dato anche regionale importantissimo. Non dimentichiamo che abbiamo una rappresentanza qualificata con lui e la Ruvolo che vengono confermate all'Assemblea, ma dobbiamo ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato nella lista e contribuito con il loro impegno e il loro contributo ideale, culturale ma anche elettorale al successo della squadra organizzata da Riccardo Gallo. Ricordiamo anche Stefania Craxi al Senato e forse per una legge che c'è già qualche critica poteva anche esserci uno scranno in più per la Roccarruvola alla Camera. Credo che uno dei primi atti che dovrebbe fare il Parlamento nazionale è quello di modificare questa legge che definisco senza remore antidemocratica, perché non dà la possibilità al cittadino di eleggere il proprio rappresentante. Dobbiamo ritornare al proporzionale con lo sbarramento, che garantisce la partecipazione di tutte le realtà politiche, culturali, sociali della nostra bella Italia alla decisione del Parlamento nazionale. Solo con una legge così fatta si riesce a riaffezionare anche coloro i quali si sono astenuti, perché si sono astenuti secondo me perché non hanno la capacità, non hanno il diritto di scegliere il proprio rappresentante. Se me lo devono scegliere gli altri, tanto vale che io resto a casa. Dottore Salvaggio, un impegno importante, un risultato determinante, quello della campagna elettorale che lei ha ottenuto, anche se il seggio non è scattato, però dico, è stata una bella affermazione da un punto di vista politico per lei e per il suo gruppo politico. Sì, una bellissima affermazione con oltre 3.300 voti che mi hanno permesso di essere il terzo nella lista di Forza Italia. Naturalmente Forza Italia è risultato essere il partito più votato in provincia di Agrigento e questo è un risultato importante. È un gruppo che cresce, abbiamo 2 onorevoli, Riccardo Gallo e Margherita La Roccarruvola, che naturalmente ci sapranno ben rappresentare all'Assemblea regionale. Che dire, la novità proprio dei giovani sarà trainante per questo partito e per tutti, in modo da dare slancio a questa provincia e per dare nuova linfa economica anche a questa comunità. Marco Zamputo e la sua attività di assessore regionale. Vediamo con quale bilancio. Arturo Cantella. Un incarico importante che svolge al fine, un consuntivo di questa sua esperienza come assessore agli enti locali. Un'esperienza davvero esaltante che ho svolto col massimo di impegno a servizio della mia terra, con grande onore, l'onore appunto di servire la mia terra, cercando di fare il massimo. Ho cercato di essere vicino ai comuni, di dare ascolto ai comuni, avendo la consapevolezza di tutte le difficoltà che oggi i comuni vivono, la consapevolezza dei problemi di natura finanziaria, dei problemi di natura organizzativa. Penso che abbiamo fatto cose importanti, abbiamo sbloccato diversi finanziamenti, chiaramente nei confronti del nostro territorio, della provincia di Agrigento, abbiamo sempre cercato di fare il massimo. Abbiamo sbloccato, dicevo, tanti altri provvedimenti di carattere organizzativo e amministrativo che riguardano tutta la macchina della regione siciliana. È un lavoro che dovrà essere continuato
un bilancio assolutamente positivo, ecco, svolto con grande passione e amore. Proprio ieri avete fatto gli ultimi provvedimenti con Musumeci? Sì, c'è stata un'ultima giunta di governo con la quale si sono sbloccati anche diversi fondi. Quello di questi anni è stato anche un periodo nel quale si è da un lato proceduto a un risanamento finanziario, dall'altro lato sono stati anni nei quali la pandemia ha messo a dura prova l'economia siciliana, e quindi è stato un momento di dover riguardare tutte le poste in gioco, le poste che c'erano da un punto di vista economico e finanziario, per riuscire a dare, ecco, una risposta anche a questa emergenza. Devo dire che oggi occorre un impegno ancora maggiore per affrontare questa crisi economica internazionale che sta mettendo a dura prova l'economia dei nostri territori. Oggi anche il risultato elettorale importante che raggiungiamo ad Agrigento e in Sicilia è il risultato di una classe dirigente che, nonostante i problemi, è ogni giorno pronta ad ascoltare e a fare propri i problemi dei cittadini, cercando di dare soluzioni, cercando di offrire soluzioni di governo, con la consapevolezza, con la responsabilità di volere affrontare le questioni che oggi sono davvero difficili. La vittoria di Schifani sembrava scontata, infatti lo è stato, però è stata dura anche per gli avversari. Ma assolutamente sì, devo dire che il presidente Schifani ha avuto la capacità di attorno a sé rappresentare un progetto di unità. L'unità del centrodestra ha fatto sì che quindi vincesse un progetto per la Sicilia che avesse la responsabilità anche di affrontare i populismi che in campagna elettorale chiaramente sono stati rappresentati da altre forze politiche che hanno avuto anche risultati elettorali da considerare e che però che bisognerà comunque questi dati averli sempre a mente, quindi avere a mente da un lato il dato astensionistico che c'è stato, perché quando in Sicilia come nel resto del paese comunque più della metà degli elettori non va a votare, è un campanello d'allarme importante che per chi fa politica pone delle riflessioni e quindi da un lato ecco la necessità di dover ampliare la partecipazione al voto, quindi riuscendo a tutte le sacche che ci sono di malcontento, e purtroppo ci sono, a farle rientrare all'interno della democrazia rappresentativa, per cui ogni cittadino si deve sentire rappresentato e quindi superare e recuperare chi oggi ha sfiducia, chi oggi non crede più nelle istituzioni e che o non va a votare oppure vota movimenti o partiti che gridano soltanto e che non offrono soluzioni di governo. Oggi governare è davvero difficile perché le risorse finanziarie sono limitate, perché i problemi sono enormi, i problemi di organizzazione soprattutto, però questo bisogna spiegarlo, bisogna farlo comprendere e insieme occorre progettare soluzioni che diano prospettiva e soprattutto sviluppo alla nostra terra, perché dallo sviluppo economico chiaramente viene fuori anche un miglioramento delle condizioni di vita delle nostre città, dei nostri territori, dei cittadini e quindi un miglioramento complessivo della vita della nostra terra. Come assessore agli enti locali avete gestito questo momento elettorale, che abbiamo visto appunto 3 momenti elettorali, regione, nazionali, Camera, Senato, insomma è stato un momento impegnativo anche, no? Assolutamente sì, ma devo dire che c'è una macchina organizzativa in capo a poche persone che però hanno una grande esperienza, anche una grande conoscenza, competenza. Ecco, per esempio, la regione siciliana oggi si trova in una condizione in cui occorrerà continuare il percorso che noi abbiamo aperto, che è stato quello dei nuovi concorsi, perché ha bisogno di nuove energie. Alle competenze che ci sono
devono seguire le nuove energie fresche, intelligenza di giovani che devono entrare all'interno del meccanismo e del circuito istituzionale. In questo senso occorrerà, ma già ne abbiamo parlato col Presidente Schifani, occorrerà andare a modificare il rapporto con lo Stato, che poneva dei divieti rispetto appunto alle assunzioni, per ridare nuova linfa alla macchina amministrativa regionale. L'ex vicequestore di Roma, Nunzia Schilirò, è stata licenziata. La poliziotta, che non amava certo il Green Pass, si era schierata con esternazioni che hanno portato al suo definitivo allontanamento dalla polizia. A suo tempo fece scalpore sentirla parlare sapendo del suo ruolo. E adesso l'intervista ad un commerciante della via Pirandello di Agrigento che lamenta la sporcizia della zona. Una lettera pubblicata su Facebook per delle lamentele. Ecco, siamo venuti qui presso il negozio di souvenir dove potete trovare tantissime belle cose, i turisti arrivano, ecco, però ci sono delle lamentele. Ecco, lei è un operatore che sta quotidianamente qui in via Pirandello, ecco, quello che ha scritto ce lo dica ai nostri microfoni. Sì, ha detto bene, sono un operatore da ben 20 anni, occupandomi di ristorazione prima e adesso di questo negozio souvenir. E quando io sento i turisti che arrivano e trovano spazzatura dappertutto e dicono che siamo un paese del terzo mondo, che fanno le foto souvenir e portano via questi ricordi di Agrigento, a me mi duole il cuore tantissimo. Proprio ieri, dopo varie sollecitazioni che ho fatto al comune, agli amici consiglieri comunali, agli assessori e quant'altro, a causa della movida del sabato sera, che sappiamo quello che succede, non essendoci cura di ordinaria amministrazione, dei netturbini, la mattina passare, spazzare e quant'altro, noi stiamo parlando della via Pirandello che non è meno della via Atenea. Via Pirandello è sotto la statua di Camilleri, è uno sbocco di turismo non indifferente, chi sale, chi scende, e vedere tutta questa spazzatura in giro mi duole il cuore. Ieri per l'ennesima volta ho fatto questa lettera su Facebook al sindaco dove un amico poi mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, tu domani mattina avrai una no, dico io, non è cosa mia, va bene? Avrai una spazzatrice con 2 netturbini dove mettono tutto in ordine. Dico, ma questo non deve essere un'eccezione, deve essere una normale amministrazione, almeno la domenica mattina presto, quando il parcheggio qua è quasi vuoto, si può dar modo a pulire l'incuria delle persone che chiaramente, non essendoci cestini, dove devono mettere queste cose le persone? Questo mi dicono i ragazzi. E purtroppo io la mattina, prima di aprire, mi devo armare di buona volontà, con scopa, paletta, raccogliere tutta la spazzatura che c'è nella scalinata che dà dalla via Pirandello a scendere, e raccogliermi tutto questo, renderlo meno, meno dispiacevole, diciamo, di tutto quello che i turisti possono dire. Ma come lei ha ben visto, di spazzatura ancora oggi ce n'è, e dico sempre grazie a Dio c'è stato un temporale dove molta spazzatura è andata a Baggione, io dico, è andata a valle, e quindi è rimasto quel po' che è rimasto. Dico, oggi giornata di San Michele con le forze dell'ordine che arrivano, io mi sono scopato stamattina prima di arrivare davanti alla chiesa, mettendo tutto da una parte perché non mi sembrava giusto accogliere, quando il portone ancora era chiuso della chiesa. Io non so più che dire, io stamattina sto aspettando la mattinata che deve arrivare questa spazzatrice, si vede che ancora non stiamo in mattinata, non so più che dire, credetemi, sono dispiaciutissimo. Quindi ribadiamo questo appello al sindaco, all'assessore al ramo, affinché questa zona, ma non solo, abbiamo visto anche la salita via Pino d'Argento, anche particolarmente piena di vetro, pericolosissimo. Molti vicoli attorno alla via Atenea sono pieni di spazzatura. Di bottiglie rotte e quant'altro. Mi dicono che non c'è personale, non è vero, perché quando io prima di venire qua conto numero 6 unità davanti alla prefettura che aspettano che cadano le foglie per raccogliere e pulirle, le unità ci sono, bisogna sapere. Dico, non chiedo troppo, 3 volte alla settimana, a giorni alterni, passare un netturbino e scopare per terra quello, come è giusto fare.
Speriamo che questo appello venga accolto dalle autorità competenti. Ok, vi ringrazio e auguro al sindaco e tutta la giunta comunale che si impegnino più del dovuto per l'amore di queste città, perché a me, torno a dire, mi duole il cuore, mi duole il cuore. 600.000 euro verranno spesi per mettere in sicurezza a Leonforte, nell'Ennese, la scuola media Giovanni Verga e la strada statale 121 che è la via di accesso al paese. Nella zona il rischio è costituito da un costone roccioso. Serata di gala per la conclusione della manifestazione Sicilia in Bolle. Allora, intanto una valutazione di questo evento giunto al suo terzo appuntamento con la serata di gala. Sì, naturalmente non potevamo assolutamente mancare a questo evento che ogni anno si ripete ma che diventa sempre molto più interessante. Quest'anno come novità abbiamo anche come partnership le Donne del Vino. Le Donne del Vino è un'associazione italiana, noi come delegazione Sicilia stiamo insieme e stanno gentilmente alcune donne del vino produttrici offrendo il vino in questa serata di gala. La serata di gala verrà accompagnata ovviamente da particolari vini che si serviranno appunto anche a gustare meglio ciò che lo chef Gambuzzi ha preparato. Ecco, se magari ci fa una panoramica. Certo, naturalmente abbiamo cercato di abbinare dei vini, abbiamo un menù a base di pesce, ringraziamo Colomba Bianca per un suo blend, ringraziamo anche poi Gorghi Tondi, Caruso Minini, per poi passare anche a un rosato di Nerello Mascalese. Passiamo anche a un frappato giovane che comunque è ben abbinabile con il pesce, col secondo, per finire con l'azienda Florio con il suo Marsala dolce 2017. Quindi complessità ma freschezza, leggerezza, anche grande acidità e sapidità è una componente, una caratteristica di questi vini bianchi siciliani che gentilmente le donne del vino, alcune socie delle donne del vino stanno offrendo alla cena di gala. Per il vostro lavoro all'interno dell'Associazione delle Donne del Vino, quello di far conoscere sempre maggiormente il vino, ma diciamo anche un pubblico femminile. Sì, abbiamo iniziato in sordina, ringrazio Roberta Urso che è la nostra presidente della delegazione Sicilia che ci coordina, siamo circa 64 che partecipiamo ma siamo 900 in tutta Italia e cerchiamo di portare anche le donne del vino come produttrici, giornaliste, sommelier, ecco, tutte le componenti importanti per divulgare la cultura del vino. Allora, cena di gala questa sera al Madison, sicuramente sarà un menù particolare, ecco, se ce lo vuole illustrare, chef. Buonasera a tutti, è un menù che parla tanto di territorio, parliamo di prodotti proprio che abbiamo comprato qui vicino al nostro ristorante, al ristorante del Madison, questa bellissima cornice. Lavorare col territorio è molto semplice, noi abbiamo prodotti unici in Italia e anche al mondo. Stasera abbiamo pensato di fare un menù un po' particolare, molto improntato sulla parte vegetariana, ci sono molti inserimenti di prodotti del territorio, del periodo che siamo per adesso, un menù con tante sorprese, dall'inizio fino alla fine. Ecco, ci è voluto un po' di tempo per pensarlo e prepararlo? È un menù particolare, sì, come tutti i menù ci vuole del tempo per realizzare il menù. Dopo con lo chef residence del Madison siamo stati più di qualche giorno a pensare e cercare di utilizzare il massimo di quello che offre il territorio per finire con un dolce particolarissimo, con un ripieno liquido. Stasera è un menù particolare. Allora, parliamo di questo menù, vediamo in aggiunta qualcosa di particolare che lo chef Gambuzzi non già detto. Beh, credo che lo chef Gambuzzi sia stato abbastanza esaustivo nell'esporre il menù, credo ci sia ben poco da aggiungere, è stato un lavoro ben studiato e cercando di valorizzare quello che il territorio offre. Ora all'inizio pian piano i commensali potranno vedere, gustare, capire
di che cosa si tratta, forse non è il caso di anticipare oltre. Ecco, il Madison è sempre attento, a Sicilia in Bolle è stato sempre un partner fedele nelle sue varie edizioni, siamo appunto all'8ª edizione. Sì, l'8ª edizione, speriamo che ce ne siano ancora tante altre, ci auguriamo perlomeno. Allora, parliamo di questa edizione, 8ª edizione di Sicilia in Bolle. L'ecomenologo è stato sempre presente, anche perché rappresenta delle case di imbottigliamento importanti, no? Sì, non solo per questo, anche perché sono a Agrigentino DOC di Aragona ed è una manifestazione importante per il nostro territorio e lo è diventato per tutta la Sicilia e anche per aziende di fuori che vengono a portare le loro bollicine per farle conoscere qui nel nostro territorio. Quindi una bella manifestazione che sta prendendo sempre più respiro nazionale e internazionale. Che annata sarà questa, chef? L'annata 2022 sarà la classica annata calda, quindi tipica per la Sicilia, dove ormai siamo abituati ai climi caldi e con un certo tipo di aridità, per cui siamo già preparati a produrre vini in queste condizioni e con le irrigazioni e con le giuste tecniche di vinificazione si riescono a ottenere dei bellissimi risultati enologici e poi per poter avere grandi soddisfazioni sul mercato e nei concorsi enologici. La vendemmia è già iniziata per gli spumanti? Per gli spumanti mi sa che si è chiusa da un pezzo, perché abbiamo avuto un inizio di raccolta per le basi spumanti già ai primi giorni di agosto e sicuramente entro fine agosto e i primi di settembre anche nelle quote più alte si è chiuso con la raccolta delle basi spumanti. Ora si sta procedendo a finire di raccogliere tutti i bianchi e già si è iniziato con la raccolta delle uve rosse per la produzione. Lei rappresenta diverse case, che novità abbiamo? Ci aggiorni magari su qualche novità che vedremo sul mercato presto? Novità di rilievo per quanto mi riguarda no, sempre le solite aziende che si preparano a fare un'altra nuova annata, speriamo bene. Qual è il posto della situazione? Qual è la situazione in Sicilia del comparto? La situazione risente della situazione nazionale e internazionale, per cui c'è attesa e aspettative, speriamo bene per tutti. C'è lamentela da parte di tutti per il problema energetico ormai saputo e risaputo, le bollette che arrivano sono carissime e questa situazione non è sostenibile. Influirà in qualche modo sul prezzo finale? Sul prezzo finale non solo questo, ma anche l'aumento delle materie prime, in particolare ultimamente ho saputo di bottiglie che hanno avuto aumenti del 30%. Per cui questo inevitabilmente porterà ad avere un aumento dei prezzi che a oggi non so stabilire quanto potrà essere. Presidente, ecco, il consuntivo è stato sicuramente interessante, ma ce lo dirà lei, ecco, Sicilia in Bolle con qualche novità, con qualche sorpresa che lei già ha annunciato, pensa già alla 9ª edizione. Sì, stiamo diventando anziani, sì, già abbiamo le idee chiare per quello che sarà il futuro di questa manifestazione. Già abbiamo messo nero su bianco alcune iniziative che sveleremo ovviamente più in là, quindi posso già dire con soddisfazione che stiamo archiviando una bellissima 8ª edizione di Sicilia in Bolle e che ci apprestiamo già a programmare quello che sarà la prossima, che ovviamente sarà fatta nel periodo estivo. Le date le comunicheremo a breve, però siamo soddisfatti di ciò che è stato la risposta del pubblico, di coloro che hanno partecipato, delle aziende, dei partner, insomma anche questa che stiamo archiviando è stata sicuramente una bellissima edizione. Ecco, lei diceva, e chiudiamo, che Sicilia in Bolle è iniziata piano piano, ora addirittura la caratura, il punteggio della manifestazione è salito notevolmente.
Sì, le difficoltà iniziali a recepire aziende che producessero spumanti in Sicilia non le dimentico facilmente, perché facevamo proprio delle vere e proprie indagini territoriali, erano poche, cioè mi spiego meglio, erano le poche aziende che hanno creduto sin da 8, 9, 10 anni fa su questo prodotto, hanno investito su questo prodotto. Adesso la cosa è cambiata, la tendenza è cambiata, abbiamo tantissime aziende che producono bollicine, spumanti in generale, anche vini frizzanti, perché anch'essi fanno parte del mondo bolle. Sono tantissime adesso le aziende, quindi dobbiamo ampliare anche la struttura per ricevere ancora più aziende. E sempre a Messina, successo per la manifestazione sul cibo di strada. Torna il Messina Street Food Fest. La manifestazione si terrà nella centralissima Piazza Cairoli da giovedì 13 a domenica 16 ottobre. I dettagli della quarta edizione sono stati presentati a Villa Ida nell'ambito dell'evento di preview riservato alle istituzioni, alla stampa, food blogger e partner. La grande festa del cibo di strada, promossa ed organizzata da Confesercenti Messina, torna con tante novità. Saranno 40 le casette food all'interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità messinesi, siciliane e provenienti da alcune regioni italiane, ma anche con qualche incursione nella gastronomia estera. Nell'ambito dell'evento previsti anche spettacoli di musica live, DJ set, intrattenimento e show cooking. Alla conferenza stampa hanno preso parte, oltre al presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, il sindaco Federico Basile, l'assessore alle attività produttive e promozionali Daphne Musolino, il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina. Anche quest'anno non mancherà il Messina Street Fish con 9 show cooking. Al centro il tema della pesca sostenibile, con particolare attenzione all'utilizzo del pesce povero del mare siciliano. L'ingresso al Messina Street Food Fest è libero, ma per questa edizione è stata introdotta un'importante novità sulle modalità di accesso alla degustazione. Per assaporare le specialità del villaggio gastronomico bisognerà acquistare i token, che avranno un costo di €1 ciascuno. Su ogni casetta food sarà riportato il costo in token della specialità proposta o della bevanda. Altra novità, per accelerare le operazioni alle casse e agevolare il pubblico, sarà la presenza del POS. Al termine della conferenza stampa, durante la serata di presentazione della quarta edizione del Messina Street Food Fest, sono state presentate in anteprima alcune delle specialità che saranno presenti durante la manifestazione. Nel corso della preview, il direttore di Confesercenti Messina, Daniele Andronaco, ha consegnato un riconoscimento a Paolo e Domenico Mazza, rispettivamente figlio e nipote di Dominico, ideatore del celebre panino alla disgraziata e pioniere dello street food messinese. Edizione 2022 del Messina Street Food Fest, c'era grande attesa per questo ritorno dopo 2 anni di fermo? Sì, grande attesa, grande voglia, 13-16 ottobre, Piazza Cairoli, la nostra location storica, fondamentalmente il format è uguale, però abbiamo circa il 50% di operatori nuovi, ovviamente le band sempre locali, la grande partnership col Comune che continua a essere coorganizzatore con noi di questa manifestazione, ma anche la parte Street Fish dove invece abbiamo questa grande tensostruttura dove ospitiamo chef stellati e non che si alternano nei 4 giorni e abbiniamo anche la solidarietà. Quest'anno le 3 associazioni che abbiamo destinato appunto alla solidarietà sono Terra di Gesù, CIRS Ollus e la Mensa di Sant'Antonio. Fondamentalmente c'è tanta voglia, tanta aspettativa, c'era, come diceva lei, è un momento anche questo particolare, abbiamo trascorso 2 anni particolari e adesso c'è un altro momento particolare per i motivi che conosciamo, che sono su tutti i giornali e quindi anche questo vuole essere un modo di riscattare la città, riscattare il commercio, creare di nuovo questo grande indotto. Noi in questa manifestazione abbiamo un sacco di partnership ma anche molte istituzioni che ci stanno supportando proprio perché vogliono fare rete, vogliono fare crescere questa manifestazione perché comunque è diventato ormai un appuntamento fisso che i messinesi e non solo aspettano con grande attesa, diciamo. Sindaco, grande attesa per un evento che simboleggia anche un po' il rilancio di Messina e rende Messina capitale del cibo cosiddetto da strada per 4 giorni.
Sì, un rilancio che già è nei fatti, sono arrivato a 100 giorni, quindi la presenza qua non fa altro che sottolineare come Messina sta ripartendo, partendo, scusate il gioco di parole, proprio dallo street food che nasce come esperienza di strada, ma poi arriva a livelli importanti proprio per la condivisione che è lo strumento cibo in questo caso. Si sente la necessità forte di fare squadra e tornare un po' alla vita normale e a lavorare bene per questa città. Ma la crisi pandemica ci ha lasciato tante ferite, ma di contro ci ha lasciato anche questa voglia di riprendere e ripartire insieme. È un principio importante quello della squadra e della coesione che grazie a iniziative come questa rimette in pista la voglia di fare. Il centro equitazione agrigentina Giarrizzo ospita da oggi e fino a domenica 2 ottobre il Pony Game con l'istruttore Jack Cavé, uno dei maggiori esperti a livello nazionale dell'insegnamento dell'equitazione per bambini e ragazzi. Si era distinta in Coppa Italia e domenica farà l'esordio in Serie A dirigendo la partita Sassuolo-Salernitana, una storica prima volta per l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi. Giulio Orlando, nemmeno il tempo di tirare il fiato che subito dovete proiettarvi nella prossima importantissima sfida. Ospiterete il Catania, la grande favorita di questo girone, e poi un calendario fittissimo di impegni per tutto il mese di ottobre. Può essere il mese della svolta nel quale vi potrete sbloccare? Sì, guarda, sicuramente le prime 2 partite non sono andate come volevamo. Volevamo iniziare bene e purtroppo non sono arrivati i risultati. Domenica sicuramente partita difficile, partita che aspettiamo tutti, magari avremo modo di rifarci, comunque daremo tutto per fare bene, per non sfigurare contro il Catania. Speriamo che comunque il percorso inizia da adesso, quindi diciamo che cancelliamo tutto quello che è passato e inizia il nostro campionato. Come si preparano partite come quelle di domenica? Pur essendo un calciatore pur sempre dilettante, si vive per giocare questo tipo di partite, c'è bisogno di prepararle in campo, va preparata solo mentalmente, o sono quelle partite dove l'adrenalina e le energie le trovi da sé? Penso che è più la seconda, che l'energia e l'adrenalina penso che fanno la sua parte. Penso la partita si prepara da sola e sicuramente è una partita che fa piacere a tutti giocare, le motivazioni penso sia facile trovarle. Finalmente di fronte al vostro pubblico, per la prima volta in stagione tra l'altro. Sì, davanti al nostro pubblico, a casa nostra, e speriamo che ci dia un supporto in più per questa gara. Nemmeno il tempo di rientrare e disfare il borsone, che subito dovete proiettarvi già un impegno importantissimo, possiamo definirlo l'impegno dell'anno, una partita attesa, quella di domenica contro il Catania. Come si preparano sfide del genere? Allora, intanto queste sfide penso si preparino da sole, giocare questo tipo di partite penso è molto importante ed è il sogno di tutti giocare contro queste squadre, quindi sicuramente si preparerà da sola, poi sfrutteremo questi 2 giorni per prepararla nei dettagli e giocheremo domenica. Per te è un inizio subito da protagonista, anche se da un punto di vista di risultati le cose non sono andate come sperato, ma ti sei integrato subito in questo gruppo grazie a mister Romano, grazie ai tuoi compagni, qual è stato il segreto? Sì, giustamente anche grazie a mister Romano e ai miei compagni che mi hanno subito accolto bene, mi sono trovato subito bene, le prestazioni ci sono state, speriamo di raccogliere i punti al più presto. Cosa è mancato, pensi, invece tornando alla sfida di ieri? Solo il gol? Perché poi da un punto di vista della prestazione, del gioco, del palleggio e dell'intensità, forse a parte gli ultimi 10 minuti, il Licata ha retto bene il campo, forse dovete lavorare sul mantenere la stessa intensità per tutti i 90 minuti. Sì, sicuramente quello che ci è mancato solo il gol, perché sull'1-1 abbiamo avuto molte occasioni, dobbiamo concretizzarle e secondo me siamo sulla buona strada. Cifra di gol da qua a fine anno di Riccardo Rodulo? Guarda, sono scaramantico, c'è un obiettivo ma vediamo, sicuramente quello di fare più gol dell'anno scorso, ma il bene principale è della squadra. Andrebbe bene anche 10 come il numero di maglia? Va bene, sì, andrebbe bene, più che bene, assolutamente. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.